I pronto soccorso della Marca sotto stress per gli accessi causa Covid e influenza, 100 soltanto oggi al Cafoncello, virus che colpiscono duro in questa fine d'anno come dimostrano le code alle farmacie di turno. Ospedali messi alla prova dal boom di pazienti con febbri alte, problemi respiratori. L'appello di ULSS 2 comuni è quello di festeggiare il Capodanno senza esagerare con alcol e botti. È stata con ogni probabilità una bravata pericolosa a provocare l'incendio che ieri sera si è sviluppato a Padernello a ridosso delle case. Sicurezza, priorità per i veglioni in piazza nei principali comuni della Marca. A Montebelluna in vigore 2 ordinanze, ma in corso Mazzini si ricorderanno anche le vittime di femminicidio. Festeggiamenti all'insegna del dono per oltre 100 giovani trevigiani che in questi minuti stanno raggiungendo RSA, comunità di minori e senza tetto. Gli auguri ai trevigiani dell'ex sindaco Gentilini che per il 2024 auspica un aumento delle nascite e maggiore sicurezza in città. La rubrica domenicale dedicata alla nostra storia vi mostriamo i primi nati del 1987 all'ospedale di Treviso con una sorpresa legata a un volto storico del nostro telegiornale di quegli anni. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, ultima edizione come sempre rigorosamente in diretta di questo 2023 per il nostro telegiornale. Vi raccontiamo il San Silvestro dei trevigiani tra problematiche, criticità e riti chiaramente, e c'è da iniziare ovviamente dalla mobilitazione delle forze dell'ordine e degli operatori del soccorso per garantire un Capodanno sicuro, Capodanno che è all'insegna del picco di influenze e di Covid, come ha riferito oggi nel corso della nostra prima edizione lo stesso direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Un appello preciso alla sicurezza è arrivato anche dal sindaco di Treviso Mario Conte. Iniziamo da qui. Il virus è molto aggressivo, soprattutto quello dell'influenza, e quindi abbiamo tanta gente che arriva in pronto soccorso con febbri alte e con problemi respiratori o anche con qualche scompenso cardiaco. È un numero esagerato, per usare le parole del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, quello degli accessi al pronto soccorso del Cafoncello e agli altri ospedali della provincia che si sta registrando per Covid e influenza in queste ore. Chi non riesce a curarsi a casa, magari andando a fare la coda davanti alla farmacia di turno come è accaduto al Duomo, deve ricorrere all'ospedale. L'anno scorso, nel medesimo periodo, noi avevamo 9 ricoveri ogni 100.000 abitanti, oggi ne abbiamo 5, quindi siamo in diminuzione. Sicuramente gli accessi al pronto soccorso sono aumentati, in questo momento al pronto soccorso di Treviso abbiamo quasi 90-100 persone, quindi numeri effettivamente elevati. La stessa cosa vale per Conegliano, Montebelluna, Castelfranco, dove l'aumento di accessi registrato in questi giorni è nell'ordine del 25-30% rispetto al solito, e un discorso a parte meritano bambini e ragazzi. E abbiamo un incremento anche di un numero di bambini, di minori che accedono in pediatria legati soprattutto a queste sindromi influenzali o parainfluenzali. Non a caso, rispetto anche qui alla normalità, possiamo avere anche 200 accessi al giorno, cioè un numero elevatissimo di bambini. A questo quadro già complesso, con un apparato sanitario sotto stress, non è il caso di aggiungere altro peso. L'appello a festeggiamenti senza eccessi arriva sia dal direttore Benazzi che dal sindaco Mario Conte. Non mettervi in macchina, non correre, non esagerare, perché purtroppo è un attimo per perdere la vita, per arrivare in pronto soccorso con fratture, con incidenti stradali, con eccesso di alcol, eccetera. Ecco, la raccomandazione: festeggiate pure, ma ricordatevi che la vostra vita è unica ed è preziosa e quindi va preservata a prescindere dall'ultimo dell'anno. Ognuno di noi agisca in coscienza, con la testa sulle spalle, divertendosi, brindando, senza esagerare. Anche il tema dell'aver vietato i fuochi d'artificio. Credo che i nostri medici, infermieri, operatori sanitari, che ringrazio, non abbiano bisogno di un surplus di lavoro per prendersi cura anche dei distratti o degli imprudenti che si feriscono con i petardi.
Ed è stata con ogni probabilità una bravata pericolosa quella che ieri sera ha provocato a Padernello di Paese un incendio vicino alle abitazioni. O è stato qualche ragazzata di qualche ragazzo a dar fuoco così o qualche petardo, qualcosa che è successo sicuramente. Purtroppo non si sa, perché anche il mio vicino è arrivato quando che aveva già preso fuoco e tutto. L'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, è stato tempestivo in questo fabbricato in costruzione in via Bavaresco a Padernello di Paese, dove fiamme e fumo hanno mobilitato mezzo quartiere e dove tutti pensano a una bravata che poteva anche finire peggio, vista la vicinanza delle abitazioni. Alle 6:30 della sera il botto è stato fragoroso, probabilmente uno o più i petardi esplosi. E mi diceva mio figlio che ha sentito il can che sbagliava, si vede che ha buttato i petardi al can e ha paura e dopo ho sentito il scoppio qua. Io ho solo visto arrivare i vigili del fuoco e poi sono ritornato indietro verso le 8, ho visto che c'erano anche i carabinieri. Carabinieri che stanno visionando anche il sistema di videosorveglianza della zona alla ricerca di indizi. Ferma la condanna del sindaco Katia Uberti, che parla di totale mancanza di buonsenso. Non solo, a poco servono le ordinanze se poi non si è in grado di effettuare controlli, dice sempre Uberti, che chiama in causa anche i genitori, perché episodi e ragazzate di questo genere possono avere un epilogo davvero negativo. Una ragazzata pericolosa però. Sì, molto pericolosa, anche perché io ho un cagnolino, ho una gatta, se continuano ogni tanto a tirare petardi che non hanno nessun senso. E potrebbe esserci una bravata, un gesto doloso anche alla base dell'incendio che si è sviluppato poco fa nel tardo pomeriggio in via Santa Maria in Colle a Montebelluna. Le fiamme sono state contenute grazie all'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco da Montebelluna, Castelfranco, Treviso e i volontari AVAB di Asolo. L'allarme è stato lanciato alle 16:30 circa, il rogo non ha fortunatamente interessato il casolare di Roccato attiguo alla Legnaia. Sull'episodio indagano i carabinieri, impossibile per ora escludere che si sia trattato per l'appunto di un atto doloso o di una bravata, un petardo, un fuoco d'artificio, così come è successo ieri sera a Padernello di Paese. E rimaniamo a Montebelluna, dove sarà un capodanno all'insegna della sicurezza. 2 le ordinanze emanate dal sindaco Adalberto Bordin, ma sarà un capodanno anche all'insegna del ricordo e un messaggio potente verrà lanciato per quanto riguarda i femminicidi. Abbiamo voluto lasciarli proprio sotto il colonnato del municipio. Anche in questo momento, questa sera ci sarà una bella festa qui in piazza e proprio di fianco al palco ci saranno questi disegni. Credo che anche in un momento come questo, un momento come quello che ci sarà stasera di sano divertimento, possa essere comunque un'occasione di riflessione. Festa sì, ma senza dimenticare, grazie ai disegni delle scuole del territorio, Giulia, Vanessa e tutte le donne vittime di femminicidio e violenza. Questa la decisione del sindaco Adalberto Bordin alla fine di un anno difficile, soprattutto per il Veneto. Un'occasione quindi di riflessione e ricordo per un veglione che nel salotto buono della città si preannuncia dai grandi numeri. 2 le ordinanze attive. La prima ordinanza è un'ordinanza antibotti e divieto di utilizzo di bombolette spray proprio per non danneggiare il patrimonio ma anche le persone. La seconda ordinanza è un'ordinanza che prevede il divieto di utilizzo di lattine, bicchieri e bottiglie di vetro proprio per evitare magari qualche accadimento poco gradevole. Insomma, un capodanno in sicurezza con il sindaco che si rivolge a delle categorie in particolare. Fatemi ringraziare, vi prego, le forze dell'ordine, i carabinieri con cui sono in contatto anche oggi, la polizia locale con cui sono in contatto anche oggi, la protezione civile, tutti i nostri angeli custodi che vigilano sulla nostra incolumità. E da Corso Mazzini, auspici, auguri, programmi per la serata sono ovviamente intergenerazionali. C'è il ballo, c'è la festa, penso di divertirmi, ecco, e far divertire la moglie. Spero di sapere cosa voglio fare nel futuro, perché sono in quinta superiore e non ho ben chiare le idee e sì, spero che mi aspetti un futuro
diciamo, proficuo e sì, questo. E di stare con la mia famiglia e i miei amici. E veniamo al caso degli ultimi giorni, la petizione che chiede di allontanare il parroco di Santa Maria del Sile. Lo stesso parroco ha rivolto un appello, una lettera aperta ai parrocchiani e nella nostra prima edizione il sindaco Mario Conte di fatto ha risposto con toni particolarmente piccati. A me dispiace che si sia creata questa situazione a Santa Maria del Sile. Ricordo che sia creata solo a Santa Maria del Sile. È evidente che Don Giovanni, che è un parroco che ha un cuore enorme, ha qualche difficoltà di dialogo, no? Soprattutto con le istituzioni, o forse è un po' ogni tanto scivola nella politica e quindi capisco che oggi lui si trovi un problema con la sua comunità e cerchi di scaricare le responsabilità sul sindaco. Ecco. Seppur non chiamato direttamente in causa, Mario Conte risponde in maniera piccata alla lettera aperta di Don Giovanni Kirchner, il parroco finito nella bufera per aver accolto in chiesa alcuni migranti e senza tetto, scelta che ha spaccato la comunità di Santa Maria del Sile con una raccolta firme che chiede alla diocesi di trasferirlo. Ai nostri microfoni Don Giovanni preferisce non commentare, rimandando per l'appunto allo scritto, dove di fatto parla della mancanza delle istituzioni sul tema dell'accoglienza, deflagrata con la morte alla Piani dell'indiano Mandep Singh a inizio dicembre. Ma noi possiamo pensare di essere giusti in un mondo sbagliato? Si chiede il parroco, in una città ricca, piena di alloggi vuoti, che lascia la gente dormire in strada, che lascia la gente morire per strada. Da qui il tema della giustizia e il riferimento di Don Giovanni a Papa Francesco e allo stile di Gesù. Dalla parte del parroco Luigi Calesso. Secondo me a metterci la pezza devono essere le istituzioni che devono farsi carico di una capacità di accoglienza e di una capacità di dare risposta all'emergenza casa che sta migliorando negli ultimi tempi ma che evidentemente non è ancora sufficiente, e l'amministrazione comunale in particolare deve farsi carico del problema e deve dire con chiarezza che non può stare dalla parte di chi accusa il parroco di un reato di umanità, ma deve stare dalla parte del parroco e di quella parte del quartiere dei volontari che hanno deciso concretamente di intervenire e di fare qualcosa perché ancora le istituzioni non fanno a sufficienza. Mario Conte però non ci sta. Sull'accoglienza dice Casugana fa il possibile sia con la Caritas che con la prefettura, anche nella gestione dell'ex Serena. Il primo cittadino rivela quindi un suo sospetto. Premesso che non chiama mai o non ha il telefono o si dimentica il numero, ma scrive, e tendenzialmente scrive sempre ai giornali. Ogni volta che fa un'azione così un po' più forte, tipo quella volta che ha dormito fuori con i migranti, piuttosto che questa volta ci sono sempre i giornalisti, quindi mi viene un po' il dubbio che cerchi la strumentalizzazione, però io confido sempre nel buon cuore, lui comunque sta facendo un lavoro importante da questo punto di vista. Il danno più grande è che oggi c'è una comunità che è spaccata. Ritorniamo al Capodanno dei Trevigiani. Sarà sicuramente un veglione molto speciale per oltre 100 giovani, un veglione dedicato al dono agli altri, ai più fragili. È un veglione speciale, ecco, ce lo spieghi. È un veglione speciale perché al di là di tutta quella letteratura, no? Che a volte abbiamo sui giovani e sui mass media che ci raccontano di una gioventù che risse, sballo, eccetera, questa è una gioventù più di 100 che ha scelto di vivere il Capodanno in modo speciale, cioè dedicare il tempo e energie a fare compagnia e di cura reciproca con tante persone che sono nella fragilità. Sono oltre 100 i giovani trevigiani che hanno scelto di trascorrere un Capodanno con gli altri e per gli altri nell'iniziativa portata avanti dalla Pastorale Giovanile. Il raduno già nel primo pomeriggio tra incontri, momenti di preghiere e riflessione, poi la suddivisione in gruppi, ognuno con la propria missione. Raggiungeremo più di 12 strutture con questi numeri qui, dal CEIS, all'Associazione Gelindo, l'Associazione Quadrifolios, la Domus Nostra, tantissime RSA, l'Atlantis di Castelfranco, ecco, tutti insieme per creare un po' di festa insieme. Ecco. Un veglione diverso, lo definiscono anche i partecipanti, un modo per ritrovarsi e condividere, conoscere gli altri e se stessi. Fa piacere vedere tutti questi giovani dell'età simile, insomma la mia, che ci troviamo e che andiamo a vivere con queste persone che
un capodanno diverso da quello che è il nostro solito, andare con gli amici a fare cena, a fare festa, a fare anche i fuochi d'artificio, perché no? Una scelta ponderata e è da anni che ne sento parlare di questa iniziativa, mi hanno sempre parlato bene e quest'anno ho voluto mettermi in gioco a fare questa esperienza. Io ho fatto questa esperienza anche l'anno scorso e ho deciso di ripeterla perché ho capito che in realtà non ero io che donavo ma ricevevo da queste persone che incontravo e che incontrerò questa sera. Io sono in una comunità di minori e io faccio anche animazione, quindi spero di trovarmi bene. In maniera diversificata staremo accanto a queste persone e loro insieme saranno accanto a noi perché la cura è sempre reciproca. Eccolo, avete visto nelle ultime immagini nel tardo pomeriggio, questo gruppo è stato anche raggiunto dal vescovo Michele Tomasi e adesso ci sono gli auguri speciali di un personaggio molto speciale. Skei, saluti e amore, il trinomio che io ho portato per tanti anni nelle aule del comune di Treviso. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini non ha rinunciato a stare in mezzo ai trevigiani neppure in queste feste in vista della notte di San Silvestro. Con tutta l'energia dei suoi 94 anni si rivolge ai suoi cittadini. Che il prossimo anno sia foriero di sicurezza, di salute naturale, ma anche salute finanziaria. Ragazzi, perché il tempo è un po' difficile, ma la carica vitale che abbiamo noi trevigiani ci porterà alla vittoria. Un aumento delle nascite auspica Gentilini per il futuro, ma non solo. Per la città di Treviso mi aspetto maggiore sicurezza, perché non è possibile che la città di Treviso sia in mano ai ladri, ai delinquenti, eccetera. Quindi bisogna rinforzare l'ordine pubblico. Io devo girare la città di giorno, di notte, senza pericolo e le mie famiglie devono essere sicure a casa loro. Città che al di là della criminalità comune deve superare anche il problema delle bande giovanili che creano disordini, in particolare nei fine settimana. Io dico, ragazzi, imitate quelli che vi hanno preceduto. Ma dico anche ai professori e ai maestri, ci vuole anche ogni tanto qualche punizione, non glissare. E la sveglia la suona Gentilini anche per i genitori che, dice, devono concentrarsi prima di tutto sui loro figli, mettendoli come priorità assoluta davanti al lavoro e a tutto il resto. Infine conclude. Un bacio a tutti e ci rivedremo col prossimo anno. E adesso la parola passa ai trevigiani. Felicità, salute e che finiscano queste guerre. Sicuramente un po' di salute, se possibile che sia un anno di pace per tutti, questo sì. L'accento non è trevigiano, si festeggia il 31 qui a Treviso. Lo festeggiamo a Venezia, però siamo di passaggio, ci fermiamo qui oggi e poi domani andiamo a Venezia. Speriamo che sia meglio di quest'anno. In 2 parole? Beh, più salute e meno responsabilità. Cosa si augura per il 2024? Pace, niente altro. Non si sa mai, meglio il futuro che il passato. Comunque l'importante è restare vivi. Pace. Pace, tanta pace, tanta pace. Speriamo che migliorino un po' le cose. Serenità, pace, insomma, c'è tanta roba. Sì, il mondo ha bisogno di tanta pace, ci sono 2 conflitti aperti, speriamo che questi vengano a una pace al più presto. Serenità e pace nel mondo, che è una frase, sentite ben detta, e partire l'anno, insomma, nel migliore dei modi, come lo abbiamo finito, credo. Salute, pace, serenità. Un po' di salute, no? Basta. Tutto il resto è lusso. E che il futuro sia migliore, no, del passato, perché il passato lo conosciamo, quindi la speranza è nel futuro.
Fine anno, tempo di bilanci anche per i comuni, per i sindaci. Andiamo a Vedelago che sogna di diventare città. Progetto sicuramente ambizioso, ma che sta nelle corde di una città appunto come Vedelago, che ha molteplici situazioni importanti nel suo territorio, dalle ville venete, patrimonio dell'UNESCO, ma dal Sile, il fiume di distruttivo più lungo d'Europa, quindi ci sono sicuramente delle peculiarità. Si tratta di un titolo puramente onorifico, ma la questione a Vedelago, visti la storia e il patrimonio artistico, è anche di sostanza, da qui l'avvio dell'iter per acquisire il titolo di città, anche in forza dei suoi circa 17.000 abitanti. Questo uno degli obiettivi della Giunta Romano, in carica da 7 mesi dopo elezioni al Cardiopalma, con una lotta fratricida interna al centrodestra. Ora però le priorità sono altre, a partire dai lavori pubblici. Abbiamo appaltato e consegnato opere per circa 9 milioni, 7 opere per circa 9 milioni di euro, e che questo soprattutto ci vedrà impegnati nel 2024 a dare seguito a queste opere, perché queste opere adesso andranno realizzate, andranno seguite, probabilmente andranno anche implementate. L'elenco è lungo, dalla pista ciclabile di Via Spada a quella di Via Nazionale, il centro San Martino, gli asili nido di Casa Corba e Barcon, con la scuola dell'infanzia e ancora il terzo stralcio della media Don Bosco. Un altro intervento si preannuncia significativo, soprattutto per l'impatto. Nel 2024 inizieranno la posa di circa 87 km di fibra ottica nel nostro comune, di cui 36-37 di scavi, quindi c'è bisogno assolutamente di una collaborazione con il territorio. Vedelago, che al momento è uno dei territori maggiormente mobilitati contro la violenza di genere, tante le iniziative in ricordo di Giulia e Vanessa, a partire dallo sportello di Stellantares, attivo ogni mercoledì e contattabile ai numeri che vedete in sovraimpressione, o via mail all'indirizzo centro.stella.antares@gmail.com. Il tema è culturale, è educativo, la lotta alla violenza di genere inizia dalla scuola materna e c'è una professionista trevigiana che ha ideato un gioco. Un gioco psicomotorio, quindi dove unisce la dimensione del movimento alla dimensione comunque di intelletto, ecco, sul tema delle emozioni. Un gioco al momento solo sulla carta che Lucrezia Gondini sogna di poter realizzare e portare nelle scuole per insegnare ai bambini, sin dall'asilo, le emozioni e la loro gestione. Un progetto che nasce quando Lucrezia scrive la sua tesi di laurea incentrata sulla violenza nei confronti delle donne, concentrando la propria analisi anche sulla fase di prevenzione. E molto spesso la violenza nasce come risposta quasi inconsapevole, non controllata, a qualcosa che ci nasce dentro. Dal prototipo di gioco pensato per la tesi si passa negli anni ad una versione che ha tutte le caratteristiche di un copione teatrale che coinvolge direttamente i bambini. I bambini partecipano seguono un percorso immaginario in un mondo che ho chiamato appunto il mondo delle emozioni, e in questo mondo attraversano 6 tappe nelle quali incontrano 6 personaggi immaginari che rappresentano le 6 tematiche che accennavo prima, da cui può scaturire un conflitto. I personaggi sono l'aspettativa disattesa, l'impotenza, la vergogna. In ogni tappa i bambini vengono invitati a mettersi in gioco dal punto di vista emotivo attraverso delle card che raffigurano situazioni potenzialmente conflittuali. In un dialogo immaginario tra i piccoli ed i personaggi si cerca di coinvolgerli in una serie di attività, trasmettendo loro alcuni messaggi chiave. La violenza non è altro che una delle forme con cui si può affrontare un conflitto, e un'immagine appunto con cui poi si chiude ogni tappa di questo incontro, di questo incontro con i vari personaggi, si chiude con la presentazione della gentilezza, considerata come principale antidoto alla violenza. E così una caramella, un fiore o un abbraccio diventano gli strumenti, gli antidoti alla violenza per risolvere ogni conflitto.
E a proposito di bambini, uno degli eventi che da sempre fanno notizie, sono un classico nelle redazioni giornalistiche, televisive, sono i primi nati del nuovo anno, in attesa di quelli del 2024. Questa sera nella rubrica di Lucio Zanato, dedicata alla nostra storia, vi facciamo vedere quelli venuti alla luce nel 1987, quando all'ospedale di Treviso certo non mancavano i bebè, con una sorpresa legata a un volto storico del nostro telegiornale. Questo è Mirko, è l'ultimo nato del 1986 all'ospedale Cafoncello di Treviso. Questo invece è Alberto, il primo nato nel nuovo anno, sempre al nosocomio trevigiano. È infatti venuto alla luce appena 20 minuti dopo lo scoccare della mezzanotte, quando ancora scoppiettavano in giro i botti che salutavano il nuovo anno. Il cambio della guardia tra l'86 e l'87 è stato caratterizzato da un numero inconsueto, almeno negli ultimi tempi, di nascite concentrate in poche ore. 9 i bambini nati il 31 dicembre, di cui 7 maschietti e 2 femminucce, 6 bambini, 4 maschi e 2 femmine, i nati nel primo giorno del nuovo anno. Capodanno quindi all'insegna del superlavoro per il personale del reparto. Lo conferma il dottor Cancemi, in servizio proprio la notte di San Silvestro. Proprio in questi giorni c'è stato parecchio da fare e specialmente proprio nel pomeriggio del 31 abbiamo avuto parecchi parti. Insomma, che sono andati perlomeno tutti bene, senza nessun problema. C'è stato chi ha tentato il record dopo mezzanotte o a mezzanotte? Sì. Praticamente 2 signore. Il primo nato l'abbiamo avuto dopo 20 minuti da mezzanotte, è nato un po' prima del previsto, ma comunque senza nessun problema anche in questo caso. L'altro nato l'abbiamo avuto circa un quarto d'ora, mezz'ora dopo, ecco. E rispetto all'anno scorso più movimento, dicevamo? Sì, molto più movimento, perché dalle 18:25 fino alle 20 ci sono stati 5 nati e poi dalle 20 in poi altre 2 parti. Statisticamente più maschi che femmine, è solo un caso? Sì, è soltanto un caso. Comunque la percentuale è sempre le femmine che sono in più rispetto ai maschi. Ecco, in generale invece le natalità come sono andate quest'anno orientativamente? Ma orientativamente sono andate, c'è stato forse una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti. Un'ultima curiosità. Tra i nati del 31 dicembre c'è anche Giovanni, secondogenito della collega Maria Pia Zorzi. Alla mamma le nostre felicitazioni. Al nuovo arrivato che appena nato si è messo a farle concorrenza per carpire con successo l'occhio della telecamera, le immagini di chiusura. Correva l'anno 1987, noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per lo sport, il rugby, vinto anche il secondo derby natalizio, tutto italiano con le Zebre Parma. Il Benetton manda in archivio il 2023 con 32 punti in classifica che valgono le prime posizioni. Settima vittoria in campionato, 32 punti in classifica. La replica della vittoria sui rivali di Parma per Treviso è una conferma che permette di scavallare l'anno con una serie di certezze da cui ripartire nel 2024. Ci si aspettava avversari più agguerriti a Monigo dopo il 31-24 del Lanfranchi. Alla vigilia del match tra Leoni e Zebre si respirava aria di rivincita per gli emiliani, ma così non è stato e per i biancoverdi la vittoria è arrivata più facilmente del previsto. Merito anche dei 5.000 di Monigo, stadio sold out per la gara casalinga del derby che i trevigiani hanno archiviato con un secco 36-14. Partita dominata dall'inizio, 6 le mete messe a segno dai biancoverdi, la quarta, inizio ripresa, ha fruttato il bonus offensivo. Leoni sempre avanti, 14-0, 14-7, 19-7 alla fine del primo tempo. Nei successivi 40 minuti la musica è cambiata di poco, 24-14, 31-14 fino al risultato finale che proietta il Benetton nelle prime posizioni in United Rugby Championship.
Siamo davvero alle battute conclusive di questa ultima edizione del 2023. Prima di lasciarvi al meteo è il momento dei vostri presepi. Questa sera vediamo le creazioni della famiglia Dal Colle di Castagnole di Paese, di Francesco Borsoi, di Corbanese di Tarzo, di Zeudi Bet e Laura Cruc di Gaiarine, il presepe allestito nella parrocchia di Nervesa della Battaglia. Giusto il tempo di scambiarci gli auguri da parte di tutta la redazione di Antenna 3 del gruppo Media Nord-Est, tecnici e giornalisti. L'augurio è quello di un 2024 fatto di cose belle, fatto di fatti, di notizie belle soprattutto. Davvero tanti auguri da parte di tutti noi. Buona serata. Same star, 3 wise men came from country far to seek for a king. Was their intent, and to follow the star wherever it went. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. 1 gennaio 2024, dopo il passaggio della perturbazione di San Silvestro, il tempo sarà per lo più asciutto. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto nuvolosità variabile più compatta a inizio giornata e sulle zone montane, alternata a qualche locale schiarita, soprattutto in pianura nelle ore pomeridiane.
Temperature stazionarie, minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo residui piovaschi, specie sui settori più a est. A seguire più asciutto ma molto nuvoloso, con qualche rara parentesi soleggiata. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà più presente il sole con cielo sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 9 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.